Va ora in onda L'Avvocato risponde. Radio Libertà in onda con L'Avvocato risponde, anche se in una collocazione insolita ad orario, ma a breve riprenderemo la normale programmazione. Diamo subito la linea a Giorgia Colombo e a Corrado De Molli. Se volete parlare con loro, 02 92 94 7222. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'Avvocato risponde. Io sono Giorgia Colombo e sono con il collega Corrado De Molli. Saluto Celeste Collovati, che oggi non è riuscita ad essere presente. E come anticipato, oggi il programma lo anticipiamo, quindi si svolgerà dalle 15:30 alle 16. Siamo a disposizione ovviamente per rispondere a tutte le telefonate e a tutte le richieste. Vi lascio anche l'indirizzo email, così nel caso non riusciste a telefonare in questa fascia oraria. L'avvocato risponde @dirittissimo.com. L'avvocato tutto attaccato risponde @dirittissimo.com. Oggi io e Corrado De Molli vogliamo parlare di un argomento che per noi è molto caro, nel senso che è una delle questioni che nell'ambito immobiliare e in particolare condominiale si pone sempre più frequentemente, e anche perché c'è molta attenzione per vari casi, motivi e anche pratici di cui poi vi parleremo. C'è molta attenzione alla sicurezza e alla prevenzione, diciamo, di eventuali problemi. Per questo vogliamo parlare un po' del tema delle polizze che devono essere stipulate per tutelare e tutelarsi quando si parla di immobili, quando si parla delle nostre case, quindi quando si parla della vita all'interno dei condomini in particolare, però di qualsiasi in realtà unità immobiliare. Noi sappiamo che ci sono degli eventi che potrebbero verificarsi e che potrebbero poi causare dei danni anche ingenti. Proprio per questo motivo si devono stipulare delle polizze e che possano appunto garantire, nel momento in cui si verificano i problemi, possano quindi intervenire e tutelare i soggetti danneggiati. Quando si parla di condominio c'è una polizza, poi ovviamente Corrado intervieni pure quando vuoi, c'è una polizza sembra giusto rimarcare il fatto che stiamo parlando del bene primario delle nostre famiglie e delle nostre vite, cioè il bene più importante che abbiamo, quindi è bene prestare particolare attenzione alla sua protezione, perché ecco, un danno all'immobile in cui noi viviamo può effettivamente guastarci la vita. Quindi è fondamentale, e è stata ottima la scelta tua di parlare di questo argomento, perché appunto le polizze sugli immobili, in particolare la polizza condominiale, spesso non se ne parla o se ne parla con superficialità, mentre invece, ripeto, riguardando un bene fondamentale della nostra esistenza, è bene che vadano fatte con una certa attenzione. Sì, probabilmente si dà un po' per scontato che ci siano e che siano complete, quando poi però a posteriori, quando poi si vanno a verificare i singoli casi, ci si accorge che magari una attenzione maggiore in una fase iniziale, quindi in fase anche di stipula, avrebbe poi limitato enormemente i danni e le conseguenze dannose. Io partirei dalla polizza generale fabbricato, perché rimane un po' la polizza principale di cui immagino tutti i condomini debbano dotarsi o siano dotati. Nel caso ovviamente bisogna immediatamente porre rimedio, anche perché non basta sapere che c'è la polizza va rinnovata, e questo è un onere molto gravoso a carico dell'amministratore del condominio, perché è lui che poi si deve ricordare i termini di rinnovo e il momento in cui deve provvedere al pagamento del premio. Io ricordo che se il premio non viene pagato, la polizza viene sospesa, e finché non si ha il pagamento rimane sospesa. Quindi se nel momento di non c'è la copertura assicurativa in quel periodo, quindi se si dovesse verificare un evento potenzialmente dannoso, la compagnia non risarcisce, non risponde. E in più, da scadenze, provvedere al rinnovo puntualmente. E in più ricomincia a decorrere quando ovviamente poi interviene il pagamento dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento, dal giorno del pagamento. Quindi comunque abbiamo un periodo di sospensione che purtroppo poi
noi vediamo nella fase patologica. Noi è capitato purtroppo un caso, anche non abbastanza recente, di un incendio che si è verificato, era un incendio, mi sembra comunque di un evento particolarmente gravoso, un incendio che si è verificato all'interno di un condominio, e verificando poi l'operatività della polizza ci si è accorti che per mancanza di fondi, perché poi questa era stata la difesa dell'amministratore, non era stato versato il premio, e purtroppo per quel periodo di sospensione non è stata possibile attivarla. Peccato che l'incendio si è proprio verificato in quel momento, e quindi il condominio si è trovato a dover sostenere integralmente tutte le spese. Poi è chiaro che c'è la possibilità di rivalersi nei confronti dell'amministratore, però ci sono molti amministratori che sono anche persone fisiche, quindi meno strutturati e magari non con un patrimonio adeguato rispetto a delle richieste di risarcimenti di manleva così elevate. Quindi e intanto i costi sono stati anticipati dai condomini. E si parla di costi sempre ingenti quando succede un danno all'interno di un condominio di quel tenore. Quindi sono sicuramente dei temi molto delicati, molto importanti, di cui purtroppo si parla un po' poco. Sicuramente quindi la polizza generale fabbricato, ed è molto importante non solo verificare che ci sia all'interno del condominio, ma anche magari andare a leggere le condizioni e le clausole per capire effettivamente che cosa rientra nella copertura. Anche penso a chi poi stipula una polizza personale per tutelare la propria proprietà e quindi le parti private. A volte nella polizza del condominio sono anche inserite alcune coperture rispetto ad alcune parti private, quindi vanno sempre anche armonizzate le varie polizze. Anche da questo punto di vista bisogna approfondire ed entrare un po' più nel dettaglio, ecco perché magari anche noi come consulenti legali abbiamo un ruolo sempre più rilevante, perché non sono sempre facilmente leggibili, sono sempre più complesse, e in ogni caso vanno studiate nel dettaglio anche per evitare sovrapposizioni che sarebbe invece necessario avere. Come un altro punto No, niente, parliamo quindi come coperture base della polizza fabbricati, o polizza globale fabbricati, come è chiamata la polizza dei condomini. Ricordiamo che sono comprese la responsabilità civile e l'incendio. La responsabilità civile, che si riferisce ai danni che vengono causati alle singole unità o a terzi da parte del condominio o da parte di lavoratori che prestano roba al condominio. Pensiamo per esempio al custode dell'edificio che causa un danno, la caduta di calcinacci dal balcone, la caduta di una tegola dal tetto. Andiamo verso l'inverno, banalmente una lastra di neve che cade e colpisce magari un passante. Tutte queste tipologie di danni vengono risarcite nell'ambito della responsabilità civile. L'altra macro area dei risarcimenti riconosciuti all'interno della sicurezza del condominio è quello dell'incendio, che non riguarda solamente le fiamme che vengono provocate perché magari si è acceso banalmente una stufa, ma anche danni da corticircuiti, esplosione o eventi atmosferici come per esempio fulmini. Queste sono le due garanzie base. Sì, che poi spesso l'incendio è incluso, esatto come dici tu, nella polizza fabbricato, a volte non è inclusa, però è raro, e quindi bisogna stipulare una polizza ad hoc qualora non sia compresa, che copre il danno da incendio. E naturalmente, come potrà dire anche Giorgia, l'assicurazione base può essere ampliata con alcune tutele aggiuntive. Io penso anche adesso a un caso pratico che ci viene sempre più sottoposto, soprattutto alla luce dei recenti eventi, bombe d'acqua molto, diciamo, consistenti e anomale rispetto comunque agli ultimi anni. Di questi eventi, e ovviamente anche qui non tutte le polizze sono adeguate, ma anche perché sono dei rischi che magari non potevano neanche essere preventivati nel momento della sottoscrizione. Oggi però che stiamo assistendo a dei cambiamenti climatici importanti, forse è bene anche adeguare le nostre polizze da questo punto di vista, e quindi pensare a una polizza calamità naturali, per esempio. Scusate, abbiamo perso per un attimo, immagino che tu stavi finendo il discorso sul
sul danni da fenomeni atmosferici di rilevante entità. Esatto. Sì, perché avevo citato le bombe d'acqua e quindi dicevo, purtroppo non tutte le polizze oggi sono adeguate, ma anche perché nel momento in cui vengono stipulate magari non erano eventi che si potevano ipotizzare. Prevedere, certo. Ecco, Giorgia Corrado, un ascoltatore fuori onda mi chiedeva di specificare magari nella polizza la franchigia, perché ad esempio lui ha avuto dei gravi danni causati dalla grandine, ma non ha ottenuto il pieno risarcimento. Esatto, saremmo arrivati anche a questo punto, perché chiaramente gli assicuratori, quando propongono una polizza, fanno un preventivo e per calibrare il costo del prezzo, per far sì che il prezzo del premio diminuisca, propongono delle franchigie. La franchigia cos'è? Quella parte di risarcimento che non viene risarcita sostanzialmente. E quindi è essenziale nel momento in cui si stipula il contratto di assicurazione che il contraente verifichi come la franchigia, se presente, sia ridotta al minimo, perché altrimenti molti risarcimenti che magari sono per valori più bassi sono ricompresi nell'ambito della franchigia e quindi non vengono risarciti. Quindi prestare molta attenzione a questa cosa, l'avremmo sottolineato anche noi perché è un aspetto molto importante questo, perché a volte per avere dei premi più bassi si accettano delle franchigie con un valore anche molto piuttosto elevato e quindi con un risarcimento che in realtà viene assorbito dalla franchigia. E questo purtroppo noi poi lo vediamo nelle cause in cui quando poi si verificano i problemi e dobbiamo chiamare ovviamente in manleva la compagnia di assicurazione, sono due essenzialmente. In prima battuta sempre l'inoperatività della polizza, ma come seconda difesa ci sono sempre le due precisazioni, uno il massimale perché non è che i danni vengono risarciti al 100% e soprattutto la franchigia. E come dicevi tu Corrado, spesso questo è costituisce poi una penalizzazione oggettiva per l'assicurato, quindi sono tutti aspetti che andrebbero secondo me approfonditi proprio nel momento in cui si vanno ad esaminare le clausole prima di firmare la polizza. Poi ovviamente il ruolo dell'amministratore qui è fondamentale perché l'amministratore è a conoscenza proprio dell'edificio che va ad assicurare, quindi tutte le informazioni che possono essere utili ai fini poi della sottoscrizione del contratto d'assicurazione devono passare dall'assicuratore, dall'amministratore, esattamente, esatto. che firma materialmente il contratto di assicurazione. Infatti anche in questo caso, secondo me l'amministratore ha davvero un ruolo molto importante e molto delicato perché poi ha una responsabilità anche molto elevata nei confronti dei condomini, tant'è che poi tutti gli amministratori è bene che abbiano una loro polizza professionale. Certo, la collega parla della polizza professionale dell'amministratore proprio perché la polizza professionale dell'amministratore risarcisce eventualmente i condomini di eventuali errori o omissioni commesse dall'amministratore. Aggiungerei tra le garanzie aggiuntive che vengono sempre più inserite, perché molto frequenti, sono quelli che riguardano i danni idrici, cioè tutelano la rottura accidentale della tubazione dell'acqua e in particolare è bene che venga inserita anche il guasto, perché spesso ricercare un danno da allagamento non è semplicissimo e quindi per evitare che il condominio si faccia carico di costi anche ingenti per la ricerca delle perdite è bene anche inserire questa particolare clausola assicurativa che appunto riguarda la ricerca del guasto. Anche molto importante, e vedo che spesso si fa nei condomini dove ci sono giardini particolarmente rigogliosi, l'assicurazione contro danni che possono essere provocati dagli alberi, la caduta degli alberi o dei rami, che spesso provocano danni per esempio all'auto che sono posteggiate sotto o addirittura a parti di immobili che possono venire colpite dagli alberi che ci sono nel nostro giardino. Quindi ecco, importante che l'amministratore non sottostimi il valore del bene che va ad assicurare e delle garanzie aggiuntive, perché l'idea di pagare un premio più basso ma assicurando per la metà il valore dell'immobile comporta che alla fine del percorso di risarcimento si avrà un risarcimento pari alla metà del valore che in realtà sarebbe quello dovuto al condominio.
Non so se c'è ancora la collega Colombo o se si è perso il No, segnale. io sento tutto, sento tutto. Sì, scusami. Ti chiedo, No. Giorgio, se puoi riattivare il video, perché non vediamo lo sfondo. Esatto, non vedendoti non so se ti sto... Io mi vedo, aspettate. Intanto continuo a parlare, Sì. se vi va bene, del premio della polizza condominiale. Come si stabilisce il premio della polizza condominiale? L'amministratore, con la delibera... Allora, la polizza assicurativa del condominio non è obbligatoria, ma secondo me non solo deve diventarlo, in alcuni regolamenti è già previsto che lo sia, ma è necessaria proprio per i motivi che abbiamo già detto. L'assemblea deve autorizzare, qualora non lo abbia già fatto precedentemente, autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza. Il premio della polizza dipende da alcune variabili, per esempio il tipo di stabile, l'anno di sua costruzione, il numero dei piani, la posizione geografica per eventuali problematiche di dissesti ideologici o aree soggette a terremoti, la presenza di box e cantine e le varie tipologie di copertura che vengono scelte. Quindi sulla base di questi fattori ogni compagnia fa un proprio preventivo e propone appunto la sua polizza, prevedendo appunto, come ha detto giustamente anche l'ascoltatore, delle franchigie che io raccomando tenere nei limiti più bassi possibili. Perfetto, stiamo richiamando Giorgia, visto che aveva dei problemi evidenti, non audio ma video, quindi soltanto un minuto Corrado e poi sarà di nuovo con noi, vediamo se è solo audio o anche in video. Ok, io intanto se volete posso continuare parlando. Sì, tu prosegui pure nella disamina, grazie. Il costo della polizza che appunto viene stabilito dalla... Mi vedete? Perfetto. Adesso Sì, ora ti vediamo. Mi vedete benissimo, scusate, grazie. Niente, io ho parlato un po' di come viene... Io ho sentito, solo che non riuscivo a riattivare la telecamera. E il costo della polizza è un costo che viene diviso tra i condomini in base ai millesimi di ogni appartamento. Per quanto la particolarità può essere, per esempio, per chi ha appartamento in affitto, si discute se il costo della polizza sia a carico del proprietario o a carico del conduttore. È considerato a carico del proprietario perché la polizza garantisce la proprietà, quindi i danni che vengono fatti alla proprietà. Però ci sono anche dei contratti di locazione che prevedono che specificamente che il costo della polizza condominiale viene ripartito a metà tra conduttore e metà proprietario. Anche perché, come ci dirà magari Giorgio adesso, le polizze coprono anche in alcuni casi il contenuto degli appartamenti. Certo. E poi è sempre bene, secondo me, su questi temi, quando non c'è magari chiarezza assoluta, o meglio, per prevenire anche discussioni nei rapporti interni tra proprietari e conduttori, visto che poi noi vediamo alla fine, quando si discute, è sempre opportuno verificare tutte le clausole in modo tale che ci sia trasparenza e anche una chiarezza tra le parti, proprio in modo tale che si possano accordare senza poi andare a discutere in un momento successivo. Poi sì, sicuramente anche per quanto riguarda il contenuto degli appartamenti, per esempio il mobilio, tutto questo deve essere specificato all'interno delle singole polizze, quindi anche su questo bisogna armonizzare se ci sono più polizze, una legata alle parti comuni, quindi stipulata dal condominio, e una invece per quanto riguarda le proprietà private. Anche su questo ovviamente serve una armonizzazione e una attenzione particolare alle singole clausole. Si parla di contratti, quindi poi è tutto scritto, solo che va esaminato nel dettaglio il contenuto, ovviamente con l'aiuto anche di consulenti, di assicuratori, in base poi alle esigenze specifiche del caso specifico. Però è bene, secondo me, proprio fare attenzione su questi aspetti. E poi un'altra polizza, secondo me, e anche secondo Corrado, infatti penso che abbia già capito di che cosa voglio parlare, un'altra polizza che è sempre più frequente nella prassi condominiale è quella della tutela legale, perché sempre più spesso è necessario l'intervento di avvocati all'interno di condomini, anche semplicemente per il recupero dei crediti condominiali. Noi sappiamo che l'amministratore oggi è obbligato ad agire per il recupero proprio delle spese condominiali che sono rimaste insolute dopo 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, quindi non è una scelta discrezionale, diventa un obbligo che si traduce anche in una responsabilità dell'amministratore.
e non ha bisogno di un'autorizzazione assembleare per procedere in questo senso, quindi è già autorizzato ex legge a dare mandato a uno studio legale, a un avvocato proprio per il recupero di queste spese. Sono spese consistenti spesso, perché l'assistenza legale in questo caso ha proprio necessità di più fasi, quindi c'è una fase magari stragiudiziale in cui si invia una raccomandata di messa in mora, però se i condomini non provvedono spontaneamente al pagamento poi si attiva una fase giudiziale. Noi parliamo di fase monitoria perché dobbiamo procedere con un decreto ingiuntivo. Se anche con il decreto ingiuntivo il condomino non provvede spontaneamente al pagamento, quindi già con l'atto di precetto, perché dovete sapere che in materia condominiale c'è un articolo, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, che consente in sede proprio di emissione del decreto di avere un decreto immediatamente esecutivo. Quindi noi possiamo già notificare il decreto con l'atto di precetto e iniziare. Noi di solito aspettiamo i 40 giorni per evitare l'opposizione, però teoricamente già dopo 10 giorni si può iniziare un'esecuzione che può consistere in un pignoramento presso terzi, quindi delle somme depositate sul conto corrente o anche di un quinto dello stipendio, fino ad arrivare nei casi più gravi al pignoramento immobiliare, e tutto questo si può fare senza passare, anzi si deve fare senza passare dall'assemblea, però capite che sono anche costi consistenti, anche io penso a un'esecuzione immobiliare in cui bisogna interessare fin da subito il notaio per la trascrizione del pignoramento, per il certificato notarile, quindi per la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà negli ultimi 20 anni. Tutte queste sono spese che dovrebbe anticipare integralmente il condominio. Se invece viene stipulata una polizza di tutela legale, tutte queste spese vengono spesso anticipate direttamente dalla compagnia di assicurazione e in ogni caso vengono rimborsate. Qua dipende un po' dal tipo di attività che viene posta in essere, dal tipo di condizioni che poi vengono previste in sede di sottoscrizione, ma sono dal mio punto di vista tutele che funzionano molto bene, polizze che tutelano molto il condominio e davvero rendono molto direi irrisorio il costo legale da questo punto di vista, ovviamente consentendo anche di agire in maniera molto efficace, perché ci sono dei condomini che hanno delle situazioni, dei bilanci più difficili e magari anche più posizioni da portare avanti contestualmente, e in mancanza di polizza magari è necessario fare delle scelte. Con la tutela legale si può agire in modo molto più completo fin da subito. Ovviamente noi dobbiamo coordinarci con gli assicuratori, quindi con gli istituti che poi gestiscono queste polizze. C'è un'attività molto di coordinamento interno e di autorizzazioni per ogni fase, però se viene tutto regolamentato e gestito rispettando le regole, funzionano e operano, dal mio punto di vista sono degli strumenti molto positivi di cui gli amministratori possono avvalersi. Molto chiara la tua esposizione, Giorgia. Avete ancora 2 minuti e poi siamo in saluti. Sì, solo una cosa, volevo appunto chiamare anche io l'attenzione sulle polizze di tutela legale, che sono polizze che vengono sono ancora poco sentite, hanno un valore molto basso perché con poche centinaia di euro si riesce ad avere una copertura totale, ma apporta dei benefici che sono notevoli, perché consente di ricevere assistenza da parte di un avvocato in qualsiasi situazione in cui il condominio dovesse trovarsi, sia che debba promuovere un'azione, sia che debba difendersi da un'azione, ma anche nelle cause di recupero crediti, che purtroppo sono obbligatorie per l'amministratore, quindi senza dover anticipare nessun costo o il minimo costo della franchigia, il condominio potrebbe risparmiare notevoli importi, e quindi anche queste sono polizze poco sentite, poco considerate fino ad ora, ma che invece dovrebbero entrare nella mentalità dei condomini e di noi italiani in generale, proprio perché ci consentono di affrontare delle controversie con uno stato d'animo un po' più leggero, insomma, perché sappiamo di avere una copertura in queste spalle.
Sono d'accordo, grazie Corrado, sono d'accordo su tutto e ovviamente noi siamo a disposizione per eventuali domande, i nostri numeri ce li avete, anche l'email ve l'abbiamo lasciata, la ripeto, l'avvocato risponde tutto attaccato @dirittissimo.com. Perfetto, allora a risentirci e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci. Buona giornata. Buona giornata. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.